Il viaggio della speranza per i migranti sbarcati al porto di Catania non è ancora finito. Dopo quello via mare, conclusosi dopo la mezzanotte di sabato con il via libera dato dal governo alla nave Diciotti, è iniziato quello via terra. Un centinaio, il gruppo preso in carico dalla Chiesa, in pullman da Messina ha raggiunto il centro di prima accoglienza Mondo Migliore a Rocca di Papa, comune vicino a Roma. I migranti, quasi tutti eritrei, hanno viaggiato a bordo di 2 pullman privati scortati dalla polizia, ma quella dei cittadini rocchigiani non è stata un'accoglienza facile. Davanti al centro sono giunte 2 diverse fazioni. Da un lato i militanti di estrema destra contrari all'arrivo di profughi con bandiere tricolore, dall'altro un gruppo di cittadini pro-migranti che esponeva cartelli welcome e urlava slogan antifascisti. I momenti di tensione non sono mancati e i 2 gruppi sono fronteggiati ognuno intonando cori. I profughi resteranno comunque pochi giorni all'interno del centro nella capitale in attesa di essere smistati nelle diocesi italiane che hanno dato disponibilità, tra cui quella di Agrigento. Gli altri 39 migranti sono rimasti nell'hotspot di Messina. Loro verranno accolti in Irlanda e Albania. Dovrebbe intanto arrivare tra domani e venerdì nell'ufficio del Tribunale dei Ministri di Palermo il fascicolo aperto dalla Procura di Agrigento che ha iscritto il Ministro dell'Interno nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta che riguarda proprio il caso della nave Diciotti della Guardia Costiera tenuta ormeggiata per 5 giorni a Catania. I reati contestati a Salvini, coindagato con il suo capo di gabinetto, il prefetto Matteo Piantedosi, sono sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio.